So a casa dove sono andato lì, si era fermata a Colonna proprio quel giorno. E si era fermato perché era stata benzina, quindi a Colonna dei Sessi cosa facevi? In pratica raccoglieva tutti i superstiti della zona. Però prima di prendere il petrolio cosa hai fatto? Rastrellare il paese di Cappella, rastrellare tutti i giovani e rinchiusi il campanile. Con mia papà che era l'arciere della zona, e che ha puntato il mitra addosso e ho fatto girare per tutte le case che ha portato via tutti, che ha portato via una ventina di ragazzi della zona. Che ho messo il campanile bloccato, che ha detto al campanile, sì, che ha detto, o siete liberi, caput. Temeva che fosse partigiani, comunque partigiani, per riguardare gli italiani, era proprio in che periodi erano nemici. No, tiene che ver. La che passare là. Passare là, aspettare il coso, aspettare il gasolio, più che c'era il carburante. Era una colonna SS. Anche questo circuito era SS. Probabilmente è la stessa colonna, una colonna motorizzata. E c'era una decina di mezzi piccoli carri, piccoli, non so quanti ufficiali che avesse, uno che parlava in italiano, e alle 6 di mattina si è rimasta e si è partì. E dopo cosa è successo? Si andai via, la colonna probabilmente veniva su verso Treviso e stai bloccai a cosa, stai bloccai nel passaggio, questa sparatoria di. E dopo la mattina adesso mi viene in mente che i tedeschi c'erano andati via, gli abitanti di Cappella c'erano dentro il suo campanile Sarai e il campanile che aveva paura di versere. Allora mia papà da là che aveva una spada che sfondava la porta e i fiori che c'erano dentro si andavano fuori, neanche ha visto mio papà che aveva aperto perché da paura chi aveva